Badia Lontana. Gli autori sono Antonio Costa, un musicista di Sassari, e poi Antonio Strinna. Antonio Costa ha suonato per tanti anni con i Bertas, infatti questo canto è stato lanciato proprio dai Bertas. Grazie. Interpretazione personale di questa, sempre anche con uno sguardo al tradizionale. Infatti 2 delle 4 strofe che eseguirà saranno tradizionali, le altre le interpreterà personalmente proprio per far vedere la bellezza e come si possa cantare in tanti modi questo bel canto, che è stato composto nel 1700, si dice dall'abate Richeri di Neoneli. Deus ti salve Maria, chi ser de grazia spiena, de grazia se s'avvena e isagurrente.
Uno dei più bei canti d'amore che sia stato composto in Sardegna, forse il più bello, è Adiosa, Adioso, questo è il titolo. In realtà sono due poesie che vengono dedicate dal poeta
da parte dell'uomo verso la donna, poi c'è la risposta della donna nei confronti dell'uomo. Forse voi la conoscete con un altro titolo, Non potrò posare. La interpreteremo così, noi l'abbiamo anche incisa nell'ultimo nastro che ha per titolo Sardia. Manuela dedicherà così idealmente a Pinuccio la prima strofa, Pinuccio risponderà. Le due strofe sono Non potrò posare, amore e coro, pensando a ti esonzi momento, eccetera. Questa la conoscete. Risponde la donna, sono parti invertite, dice: si tu non vi poter riposare, non riposa diosa amore e coro, frequente mi ponzo a lacrimare, pesante che lontano su chi adoro, ite mi importa chi brame mie, sino ti tenzo a curzu rierie. Il brano è stato composto da Badoressini, un poeta musicista di Sarule, paese vicino a Nuoro, vicino a Orani, intorno al 1929. Non potrò posare, dedicata a tutti voi, perché il mondo, a tutto il mondo, perché il mondo c'ha bisogno di amore e non di odio e non di guerra. Non potrò posare.
Grazie. Adesso chiudiamo. Io vi spiego perché il nostro intervento è un po' lungo, perché non rientreremo dopo, capito? Ci sono degli impegni familiari da parte di Pinuccio ed è costretto a partire presto, per questo noi abbiamo raggruppato i due interventi. Penso comunque che vi abbia fatto piacere. Adesso chiudiamo con un brano allegro composto da me e da mia sorella, da Anna Maria, che ha per titolo Canto e Saluto. Con questo canto si vuole salutare il pubblico e augurare buone feste e ringraziare anche perché siamo stati chiamati. Canto e Saluto.